tornano a riempirsi gli spalti della Il Quotidiano Arena di Trento e sarà sold out, il quinto consecutivo anche in occasione della sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Vanoli Basket Cremona, valida per la 14ª giornata di Serie A. E si parte. Cale prova ad attaccare, alza il lob per Baillet, non vuole perdere tempo Trento e subito fa 5-0. Cerca Baillet sotto canestro, ma il pallone viene recuperato dalla difesa. C'è tanto spazio per correre dalla parte opposta per Corey Davis. Owens, Willis vede lo spazio e prova ad attaccarlo. Ha ragione in questo caso perché riesce a trovare il canestro. 4 punti per Davis e 4 punti per Willis. Mentre dalla parte opposta è tutto troppo facile per Ford. Cale, scarico nell'angolo, Pecchia questa volta rinuncia al tiro, pallone sporcato, se lo ritrova in mano Ford, si prende il tiro. E Ford a colpire, 2 su 3 da 3 punti per lui, 8º punto della sua partita. Poi c'è Lacey in post, se la può giocare contro Forrai, scarico per Owens, ha tanto spazio per colpire da 3 punti. Dopo l'errore dalla linea del tiro libero c'è il rimbalzo offensivo per Trento che poi colpisce ancora una volta con Forrai. Willis rimane staccato, Žukauskas prova ancora Willis a colpire ma sbaglia, e però Cremona dopo questo errore scopre il fianco alla transizione. Passaggio consegnato ancora una volta per Lacey, tiro in allontanamento difficile per Lacey che colpisce. Poser, arriva in ritardo Baillet, ritorna su di lui, cerca di girarsi Poser e trova un ottimo canestro. Ultimi 10 secondi e Ford poi che riesce a trovare veramente il coniglio nel cilindro. Ma dobbiamo continuare sicuramente a difendere come stiamo facendo, abbiamo lasciato qualche canestro facile alla fine, dobbiamo continuare a difendere e sicuramente continuare a correre il campo. Dolomiti Energia che non segna da 3 minuti e mezzo, ora arriva anche la palla persa con conseguente schiacciata per Nikolic. Ford, ottimo il passaggio, ancora una volta a liberare Mavukbe. Allora prova a farsi sentire là il Quotidiano Arena supportando il proprio quintetto che ora con Forrai prova a colpire da lontano. Ritorna su di lui Zampini, attacca Forrai, rischia di perdere il pallone, poi ancora una volta è Pecchia. Willis, Zampini si alza a 3 punti senza esitare. Nikolic, su di lui Forrai, si gira molto bene Nikolic, prova a far girare palla sul perimetro la Vanoli. Ora si va vicino a canestro con Poser. Willis riceve il pallone sul consegnato, altra finta di blocco questa volta da parte di Nikolic. Willis prova ancora una volta ad alzarsi per colpire, segna Willis, attacca Davis, riesce a battere la prima linea, extra pass per Cremona che costruisce il tiro sull'arco e trova un altro bersaglio, ora è più 4. Davis attacca, ottimo il pallone lasciato lì per Owens. Lamb, su di lui Davis, regge molto bene con la difesa, arriva l'aiuto di Nikolic. Lamb con tanta pazienza trova il canestro. Tutta la concentrazione di Lacey che segna. Allora nuovamente 2 i possessi a dividere Cremona e Trento. Ultimi 10 secondi, Niang lascia il pallone a Lamb, costretto al tiro da lontanissimo da 3, lo sbaglia, palla che poi termina direttamente fuori. Il coach Brotto che esulta, la sirena suona e sancisce la vittoria della Vanoli Cremona.
Yeah, man, I think it's just a testament to how hard we've been working. I know we have a great basketball team, and we've been saying that all year, but we got a chance to come in a very tough environment and win against a great team, and we showed the resilience, and I'm proud of my guys.